Tornando a casa dal lavoro, aveva urtato con la sua auto un pedone, ferendolo leggermente, ma anziché fermarsi a soccorrerlo, era fuggito. A finire nei guai è una trentenne dipendente di un supermercato di Treviso. Gli agenti della polizia stradale, infatti, sono risaliti a lui dopo un'indagine di alcuni giorni. Il fatto risale alla sera di venerdì scorso. Intorno alle 19:45 il giovane, terminato il suo turno, era salito sulla sua Punto Nera. Percorse poche decine di metri in via Caldibreda, però si era avvicinato troppo ad un diciannovenne che camminava a bordo strada, centrandolo alla schiena con lo specchietto retrovisore e scaraventandolo a terra. Il ragazzo, per sua fortuna, ha riportato solo delle contusioni giudicate guaribili in 7 giorni. L'automobilista si è poi dileguato, ma alcuni testimoni hanno assistito alla scena. Beh, inizialmente abbiamo trovato il pedone investito e con dei segni di urto compatibili con lo specchietto di una macchina. Siccome le indicazioni erano solo quelle di una utilitaria di colore scuro, gli operatori di Vittorio Veneto hanno cominciato a cercare nella zona il potenziale investitore e effettivamente, essendoci lì l'esercizio commerciale dal quale, visto l'orario, poteva essere uscito l'investitore, concentrando le indagini in quell'ambito lì, hanno trovato effettivamente il colpevole, che naturalmente si è accorto assolutamente, l'ha ammesso lui stesso di aver investito la persona, ma poi per paura delle conseguenze ha pensato di allontanarsi. All'origine dell'incidente, con ogni probabilità, una distrazione del guidatore. È bene ricordare a tutti quanti che per quanto possa venire il panico da incidente in casi come questo, le sanzioni per la fuga e l'omissione di soccorso soprattutto sono molto molto gravi, e quindi sconsigliamo vivamente questo tipo di comportamento. Il trentenne infatti ora rischia una duplice denuncia penale per allontanamento dal luogo dell'incidente, punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la sospensione della patente da 1 a 3 anni, e per omissione di soccorso, che comporta da 1 a 3 anni di reclusione e la sospensione da 1 anno e mezzo a 3.